Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico e giovanile, siamo al centro sportivo Panormus per seguire l'11ª giornata del campionato Under 17 Elite Girone A. Oggi sfida di alta classifica tra Panormus e CUS Palermo, si giocano una fetta importante di questi playoff. È iniziata adesso la partita tra CUS Palermo e Panormus. Dalla bandierina, calcio d'angolo per gli ospiti, corner già battuto, occhio a questo colpo di testa e sblocca il risultato il CUS, vantaggio ospiti al centro sportivo della Panormus. Il gol del centravanti Barone, firma il suo quinto centro stagionale. Butta meno palloni, ma occhio alla reaggressione del CUS che si trasforma in un contropiede. Grande palla a cercare la conclusione di Piazza sul palo, però parte Bellingardo col mancino e palla fuori di poco. Grande conclusione del 7. Palla subito a cercare un colpo di testa che non arriva, però occhio perché il direttore di gara indica il dischietto e quindi calcio di rigore a favore del CUS Palermo. Parte De Luca dagli 11 metri, va col destro, spiazzato Presti Giacomo, è 2-0 CUS Palermo. Esultanza rabbiosa degli ospiti che si trasforma addirittura in un lancio, quindi siamo ancora nella metà campo della Panormus. Può giocare questo pallone Barone, allarga sulla destra, riceve il 9, può andare in mezzo, calcia, sprecone, molto sprecone questo CUS. Sulla sinistra c'era un compagno libero, Barone ha preferito calciare e si è ritrovato murato. Poi prova il solito lancio, Porracchia, però stavolta arriva tra i piedi di Fazio che calcia. Palla bloccata da Mazzola. La Panormus ha tanta volontà di rimettere in piedi questa partita molto difficile. Altra rimessa, occhio a questa palla dentro l'aria che si trasforma in un gol. Ha riaperto la partita la Panormus e l'ha fatta con il suo numero 11. Il gol di Cutrona, poi un po' di avanzare. Oh, che questo sbaglio difensivo! È una ghiotta opportunità per il pareggio del ristabilita la parità al centro sportivo della Panormus. Rimessa laterale giocata in mezzo, colpo di testa! E arriva il grande intervento di Presti Giacomo. Sembra facile prendere questa palla, ma non lo è. Proprio in questi ultimi istanti. Occhio a questa conclusione, direttamente dalla bandierina. Respinta da Mazzola. Sembra esserci deviazione. Ma il CUS gioca e calcia pure. Occhio. Perché è stato circondato il direttore di gara che indica angolo. Va. E ha rischiato di subire un rigore. Triplice fischio alla fine il direttore di gara. È il risultato di 2-2 tra Panormus e CUS Palermo.